Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Buongiorno amiche e buongiorno amici telespettatori di Canale Italia. Buongiorno a tutti, ben alzati e grazie per chi riesce a resistere a stare con noi, persone che ci stanno anche 3 ore seduti tranquillamente o a letto, ben alzati, a seguire queste nostre trasmissioni, questi nostri dibattiti. Andiamo subito a presentare gli ospiti, poi facciamo un po' di rassegna stampa perché dobbiamo capire e sentire quello che è successo ieri nel confronto tra i due Matteo, no? Io ho seguito un pochettino, però non do giudizi, i giudizi li daranno i miei ospiti, non do più giudizi di niente. Quindi non ti curare di loro, questo ho imparato a dire, ma guarda e passa, per tutti indistintamente. Buongiorno all'amico dottor Giampiero Avruscio. Buongiorno. Giampiero è il presidente dell'AMPO, no, di Padova. Associazione Nazionale Primario Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Buongiorno anche all'amico Raffaele Padrone. Raffaele Padrone è vicepresidente nazionale. Vice segretario nazionale. Vice segretario, cosa ho detto? Presidente. Beh, vorresti esserlo. Ma sei meno di attacco forse, il presidente un po' più calmo, più tranquillo, lo saluto, anzi il vicepresidente e il presidente li saluto, sono due amici. FSP. Federazione Sindacale di Polizia, sì, ex UGL Polizia. Tu hai vissuto, perché stando a Pordenone Trieste, hai vissuto la tragedia sì, dei due. Oggi ricordiamo i colleghi, insomma, che alle 11 saranno salutati dalla folla, ma avrò modo di dire, una folla, guarda, ieri si è aperta una camera ardente alle 17 fino alle 24 e oggi alle 11 c'è il saluto, ma una folla immensa. La settimana scorsa dovevo essere qua, invece c'era la fiaccolata, se ti ricordi, e anche lì circa 8.000 persone. C'è una Trieste che ha dato veramente un grande plauso a questi colleghi che purtroppo ci hanno lasciato in maniera tragica. Io l'ho chiamata l'11 settembre della polizia. Mamma mia ragazzi, tra l'altro saluto anche Sabrina di Napoli. Buongiorno direttore. No, io vorrei fare una domanda a Bruno Cesaro. Grande leghista Esther, No. Grande leghista da una vita, insomma. Allora, Lei non so come chiamarla, dottore. il caposala. caposala. Bruno. Caposala. Bruno. È Buongiorno, stata una mia Bruno. aspirazione fare il caposala, però. Con Giampiero Avruscio. Sì, vabbè. Allora, ieri su una TV locale di Trieste hanno fatto l'equiparazione tra i due poliziotti che sono morti e Cucchi. Io mi sono opposta e ho detto, ma scusate, uno vendeva morte, gli altri due ci davano. Che non l'avessi detto, secondo lei, che io credo in lei, guardi, non so, ma credo veramente, secondo lei ho sbagliato nel dire che 2 ci aiutavano per la sicurezza e uno vendeva morte? O ho fatto una grande cavolata? Perché poi mi ha telefonato anche il giornalista, mi ha detto, ma signora, ma che cavolo di signora, la verità? Per cortesia, gli ho detto, non mi telefoni a casa, io dico quello che voglio, secondo me. Io non ho detto che una morte equivale all'altra, perché hanno fatto questa, come posso spiegare? Hanno detto, ci sono morte di serie A e morte di serie B. No, io ho detto che ci sono persone che muoiono per la vendita della morte e ci sono persone che muoiono per la nostra sicurezza.
Tutto qui, la ringrazio, dottor. Ma sì, Oggi va la bene. chiamo dottore. Ma va bene Dottor tutto, Cesare, signora. La ringrazio tanto. Vito, ti sembra normale? No. Grazie. Ciao. Questo mi dà la possibilità di svegliarmi, perché a quest'ora qui, penso anche per i miei colleghi di questo parterre, non è facilissimo essere così, però la signora Esther mi concede questa possibilità. E il fatto che Cucchi sia stato ucciso è una cosa deprecabile, è una tragedia, è un dramma e la giustizia seguirà il suo corso. Ma fra Cucchi e i poliziotti c'è la stessa differenza che passa fra un ruscello e il mare. Cioè i poliziotti stavano facendo il proprio dovere, Cucchi, se non vado errato, vendeva droga ai ragazzini. Ecco, non doveva essere ucciso per questo e infatti chi l'ha ucciso compiendo un omicidio appunto verrà severamente punito e se sono delle forze dell'ordine dovrà essere punito ancora di più, perché c'era un tale che si chiamava Giorgio Almirante che diceva: se sbagliano gli altri devono andare in galera, se sbagliano quelli del mio partito devono avere l'ergastolo. È questo che è questa prassi che dovrebbe funzionare nelle forze dell'ordine. Ma detto ciò, questi due tutori delle forze dell'ordine che sono stati ammazzati all'interno del loro luogo di lavoro Ho detto da 11 settembre. da una che qui normalmente si viene definita risorsa, no? Cioè quelli che vengono dall'estero sono definiti risorsa. Noi, i nostri italiani, i nostri disabili, i nostri vecchi, sono persone che possiamo pure buttare in un canto, mentre loro sono le risorse. Questo è nato lì, ha sparato mi pare 17 colpi. 15 colpi. 15 colpi, sì, 15 colpi, chiedo venia, ha ucciso 2 persone. Ha ucciso 2 persone, ne voleva ammazzare altre 8. Guarda, tu sei un tutore dell'ordine. Solo in Italia, in pochissimi altri paesi al mondo, questo signore qui, lo chiamo signore, potrei chiamarlo No, io direi delinquente. maiale, no, di più, maiale proprio, ma anzi il maiale non si butta via nulla, tu qua potresti proprio buttare via tutto. Ecco, solo in Italia gli faranno una perizia psichiatrica per sapere se è pazzo o no. In qualsiasi altro paese, uno che va in una questura, prende 2 pistole, comincia a sparare addosso ai poliziotti, va fuori con i suoi piedi solo in Italia. Questo devo dirlo. Non che sia giusto ammazzarlo, ci mancherebbe altro. Non però, so se abbiamo... No, Vito, scusami, finisco. No. Però molto onestamente, non devi sparare a nessuno. Però, santo Dio, avremo il diritto di difenderci da sta gente qua. Non può venire uno in questura, sparare addosso alla gente, esce, va fuori, gli sparate una gamba. E lo so perché lo fate. Perché avete paura della magistratura, hanno paura dei processi, non possono difendersi, perché passano sempre e comunque dalla parte del torto. Cucchi l'hanno messo su un altare, appunto, ma non per santificare Cucchi, che non gliene frega un cavolo a nessuno, a cominciare dalla sorella quando lui era vivo, non lo cagava nessuno, scusate il francesismo. Quello che a loro interessa, all'elite che comanda questo paese, è santificare Cucchi non per lui, ma per demonizzare voi, perché bisogna demonizzare le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine non devono difendersi e non devono difendere gli italiani per bene. E alla questura di Trieste è stata l'apoteosi in negativo di questo dogma. Ormai è diventato un dogma. Vi vogliono mettere il numerino sul casco per far sapere chi è che magari usa il manganello di Si è svegliato Bruno Cesare. No, mi sono svegliato, adesso riprendo a dormire. Però mi sono rotto i maroni. Io personalmente da italiano mi sono rotto le scatole, che un poliziotto si deve difendere se fa il suo dovere. Questo non riesco più a capire. Sentiamo il poliziotto intanto. Scusa, Roberto, non so se hai trovato l'immagine. Falle vedere. Madonna, guarda che la mia non è un'accusa. Ha detto sacre parole. Guarda. Cioè, e qua ancora niente, se riusciamo a vedere, guardate come questo si punta, spara correndo. Questo significa uno che ha le conoscenza di come si usano le armi, di come si spara. Guardate anche in questo caso, c'è un anziano che deve mettere un cero a Corriere Santo, a San Giorgio, che non gli ha sparato, sì. Perché non gli ha sparato. Se continuate nelle immagini si vede la professionalità dei colleghi che, accorti che c'è una persona armata che non c'entra niente con la questura, che tenta di rubare una macchina della polizia, loro arrivano perché sono della squadra mobile,
capiscono, fanno retromarcia, lui gli spara contro, prende il montante della porta e finisce lì la giostra, poi arriva fuori il collega, si sparano, lui viene ferito e cade per terra. In questo filmato non si senta, ma lui urla: aiutatemi, sto morendo. Viene ferito a linguine. a una gamba. Sì. Il collega rischiamo, è stato ferito alla mano, rischiamo che tutto vada bene, poi avremo un medico, magari ci potrà dare delle lucidazioni in merito, ma quello che ha detto Cesaro sono veramente parole sante, perché innanzitutto, visto che quella signora è stata accusata di giornalisti, conosco come funziona anche nel giornalismo. Oggi c'è un attacco mio personale per aver detto che c'è qualcosa che non funziona in città. Benissimo, e non parlavo di sicurezza. Ma c'è questo, i colleghi sono morti nel posto di lavoro, lavorando, è come se un muratore sta facendo una casa e cade, ok? Cucchi non mi pare che sia morto lavorando, forse quello era il suo lavoro, è morto sul lavoro. È deprecabilissimo quello che hanno fatto. Non mi interessa comunque, questa cosa, il problema è che siamo abbandonati a noi stessi. E siccome la polizia è un'istituzione dello Stato, non siamo servili al governo e non siamo, anzi il 22, ti do questa notizia in anteprima, il 22 ci sarà alle 11 una manifestazione, credimi, io sono 35 anni che sono nell'amministrazione, ne abbiamo fatta una nel 2009, questa è una manifestazione sit-in davanti a Montecitorio perché siamo stati abbandonati poliziotti? Tutti i poliziotti, tutte le forze dell'ordine. Tutte le forze, anche carabinieri, finanza, tutti dai. Davanti a Montecitorio, il giorno 22 alle ore 11. Il problema è che siamo stati abbandonati dallo Stato. Siamo abbandonati dallo Stato. Il problema è questo, perché se tu vai alle 11 oggi a vedere cosa non c'è a Trieste, ci sono carrellate di auto blu, infatti, e indovina chi c'è dentro. Allora, lì, tolto il capo della polizia che ci sta dando una mano, il resto poteva fare a meno di venire. Non è possibile che un intervento a Roma 2 settimane e mezzo fa per uno sciopero delle metropolitane, se avete visto la scena, un collega senza indossare casco, senza indossare manganelli, senza sfollagente, chiamateli come volete, solo con lo spostamento della mano ha buttato giù delle persone per far entrare chi doveva andare a lavorare. Tra queste persone cadute, uno solo si è lamentato, fatalità, e si è fatto tanto male. Sì, ho visto. Tanto male. Stava morendo. Stava morendo. Chi era? Fassina. Allora, voglio dire, cosa ha fatto il ministro dell'Interno? A 10 giorni dal suo insediamento ha chiesto al capo della polizia di fare un accertamento istruttorio per vedere se si erano comportati bene, se l'intervento era dovuto, se l'intervento è stato eseguito correttamente. Questo è il ministro dell'Interno dopo 10 giorni del suo insediamento. Meno male che abbiamo un capo della polizia che anche ieri, l'altro ieri, ha parlato di questa criminalità, un calo di alcuni reati sono veramente calati, sono aumentati molti altri, ma abbiamo i reati compiuti dal 31-32% da cittadini stranieri, l'ha detto il capo della polizia. Pronto? Mamma mia. Buongiorno. Chi è? Sono Alfredo qui da Milano. Chi è lei? Alfredo. Alfio. A proposito della polizia, noi nel 2017, il 7 giugno, siamo stati picchiati dentro la nostra proprietà. Dentro siamo stati massacrati di botte, dentro la proprietà. Da chi? Dai poliziotti. Dai poliziotti. A me mi hanno sputato cose negli occhi e siamo stati anche condannati. E che cosa aveva fatto lei? C'era uno sfratto in corso. I poliziotti cosa avevate fatto voi? Niente. Come niente? Come niente? Dai, buongiorno, dai. Guardi che nelle caserme c'è la mafia. Dai, ma per favore, dai. guardi che il cittadino, buongiorno. Guardi,
direttore, se c'è la mafia, sono fortunati perché adesso i reati di mafia possono scontarli a casa, quindi anche chi ha ammazzato 200-300 persone, no? Gli ultimi nomi più famosi, Dove vogliamo andare? Sentiamo di Napoli. Che cosa c'è all'origine dello Stato? C'è un patto fra cittadini e re all'epoca, in cui diciamo si esce dal diritto naturale, cioè io mi difendo da sola contro qualcuno che vuol farmi del male, e si delega la possibilità di difendersi da soli allo Stato che difende tutti. E lo Stato si organizza per difendere i cittadini e lo fa attraverso le forze dell'ordine. Nel momento in cui le nostre forze dell'ordine ci dicono che sono lasciate sole dallo Stato, questo significa una crisi senza precedenti nel nostro modello. Una crisi di cui, presi da mille vicende quotidiane, noi non ci rendiamo conto. Quando è che ce ne rendiamo conto? Quando poi succedono queste situazioni drammatiche. Io racconto sempre di un caso. Ero molto giovane e stavo facendo l'Interrail, avevo 22 anni e avevamo sbagliato a salire su un treno, quindi a Barcellona eravamo in 4, ci fecero scendere dal treno. Abbiamo detto va bene, stiamo qui, passiamo la notte in stazione, prenderemo il treno delle 5 del mattino. A mezzanotte chiudono la stazione e quindi ci fanno tutti uscire dalla stazione di Barcellona. A quel punto non avevamo albergo, non avevamo niente e ci guardiamo, c'erano tutti i saccopelisti sulle scale della stazione e mi dicono: Sabrina, srotola il sacco a pelo e dormiamo qui. E io: ma come dormire in piazza così? E l'ho fatto, ho srotolato il sacco a pelo e c'erano i poliziotti. Io non mi sentivo un delinquente, io mi sentivo rassicurata dal fatto che ci fossero i poliziotti, cioè mi sentivo difesa. I poliziotti potevano essere, o le persone potevano pensare che io fossi il delinquente, quindi il poliziotto li difendeva da me, che ero una poveraccia, insomma, che stava dormendo fuori col sacco a pelo fuori dalla stazione. Ma io, che ero una persona normalissima, insomma, che stavo facendo viaggio da giovane, si fanno così, si dorme negli ostelli, eccetera, mi sentivo protetta. E quindi per me lo Stato, quando un poliziotto mi dice che si sente lui abbandonato dallo Stato e vanno loro a protestare davanti al governo e davanti al Parlamento perché si sentono abbandonati, beh, c'è qualcosa che davvero non funziona. Sabrina, ma ti hanno arrestato poi a Barcellona? Mai. Non mi hanno mai arrestato. Io ti avevo, però hai sentito cosa ha detto? Dalla stazione ci hanno mandato fuori. Sì. Invece noi abbiamo i dormitori, perché se io mando fuori qualcuno mi querelano. Io l'avrei arrestata a prescindere, tanto così per gradire. No, io l'arresto intanto alla Sabrina, che le avrebbe fatto bene nel prosieguo. Cesaro, ci sono due salme lì a Trieste che oggi vengono ma non possiamo, che devono essere santificate. C'è una telefonata. Pronto? Chi è? È un medico. Pronto, buongiorno. Chi è? Sono Giuseppe da Treviso. Buongiorno Giuseppe. Allora, volevo così osservare che il filmato che si vede, quel delinquente lì che ha ucciso i poliziotti, che dicono ha bisogno forse di una visita psichiatrica, quello che è. Basta guardare proprio all'inizio con quale furbizia, perizia, dite voi qualche parola, che apre sembrava un film sì, western, di cowboy con tutte e due le mani, ragazzi, e non a caso, mirando. Sì, ma osservate con quale bravura apre tira quella porta, la porta che era aperta, e guarda dietro se c'è qualcuno.
e quello sarebbe da visita psichiatrica. Sì. No, sono quelli che pensano di fargli la visita che sono dei malati, secondo me. No, secondo me. Grazie. E poi per quanto succede per quanto la sorella lì di Cucchi che chiede il danno, anche come si dice, il rimborso dopo dei danni se saranno colpevoli, ma io chiedo a quella sorella, voglio che come socialmente noi, lo Stato, dovrebbe chiedere i danni che il suo fratello ha creato alla società vendendo droga e ha rincoglionito Dio sa quanti giovani e li ha fatti ammalare. E noi chiediamo i soldi a lei, alla famiglia, in cambio. E facciamo un po' i conti. Grazie e buongiorno. Beh, insomma, no, Sabrina, è un ragionamento abbastanza corretto. Beh, le colpe della sorella, le colpe di chi commette i reati Lo so, però sono lui dice... personali. E quindi le famiglie di coloro i quali sono state vittime, insomma, del fratello dovrebbero chiedere a lei i danni per i propri figli, insomma, no? Certo, diciamo che è un po' il concetto dell'etica della responsabilità, insomma, se tutti avessimo chiaro qual è il nostro ruolo nel mondo e come possiamo farlo funzionare meglio, forse il mondo sarebbe un posto migliore rispetto a quello che ci troviamo di fronte. Invece molto spesso siamo facilmente propensi a scaricare le responsabilità sugli altri e ad additarle. Siamo tutti così bravi a considerare gli errori degli altri. Non è mai colpa nostra, insomma. Esatto, allora prendiamoci carico delle nostre responsabilità, un po' di senso critico, un po' di gambe in spalla e cerchiamo di far funzionare questo mondo che in fondo ci dobbiamo vivere tutti. Sembra Bergoglio la Sabrina di Napoli. Manca solo la pace nel mondo la pace del mondo è una buona cosa. Ma non di altro, Sabrina. Ho capito che a te adesso sei partita con Barcellona col sacco a pelo e adesso ormai è diventato un racconto fiabesco. Dimmi, signor Raffaele. Caposala, Sì. senta, ma ha visto col che permesso lei... del professor Abruzzo, Sì, però, sì, perché no. insomma, E le qualifiche è vanno lui rispettate, che mi ha le qualifiche vanno indirizzato rispettate. in questa... Bene. Hai parlato del Papa, no? Ho parlato di Bergoglio. Bergoglio. Se parlo del Papa io parlo di Ratzinger. Ho parlato di Bergoglio. Monaco. Ho parlato del Papa Bergoglio. Monaco. Sì. Io ho sentito ultimamente parlare il Papa dell'Amazzonia. Io no. Io sì. No, perché soffro di... Hai sentito parlare di quei 2 colleghi che sono morti, una preghiera per i colleghi? Ma volevo così chiedere. Ma non è politicamente corretto, capisci Raffaele? Cioè non è politicamente corretto. E infatti dice la signora Wanda, che saluto, siamo diventati un paese al rovescio, una vergogna se la paragoniamo al 358.000 passato. euro. Perché dice €1.200 giustamente, fa le condoglianze ai due poliziotti, però è una situazione... Io però, direttore, penso che l'etica della responsabilità valga, non sia... No, e ti spiego perché. Perché quando tu sei pagato tanto per fare un lavoro, assumi anche delle responsabilità dove, quando sbagli, vai a casa. Vai a casa, no? L'azienda ospedaliera paga per te i danni che tu hai creato, che poi insomma... Anche qua c'è tutta una questione di giustizia, perché il rischio nella sanità è anche una cosa reale, però ci sono obiettivamente anche degli errori umani che vengono fatti. Io penso che il nostro sia anche un paese in cui non paga mai nessuno. Ad esempio, ti faccio un esempio politico, no? Renzi ha sbagliato la sua campagna politica quando ha proposto il referendum e il popolo italiano ha bocciato il referendum. Perché oggi ce lo ritroviamo? No, ma questo è ancora peggio. Voglio dire, alla fine siamo questo paese qui rappresentato lui si era dimesso, è ancora peggio perché lui si era dimesso. Cioè uno non solo non lo mandano a casa, ma dimettendosi è come se Giampiero Abruzzo domani dice: signori, mi sono rotto le scatole, mi dimetto dall'azienda ospedaliera o quello che è. E dopo 3 giorni se lo trovano ancora lì. Dico: ma scusa Abruzzo, ma non avevi dato dimissione? Era un penultimatum, non era un ultimatum, era un penultimatum. La signora Sabrina ha fatto una bella domanda a me.
ha detto che chi guadagna tanti soldi ha una responsabilità e se sbaglia va a casa. Sai qual è la differenza tra me e quel signore ipotetico che ha detto la signora? Che non guadagno nulla e ho una responsabilità in decimi di secondo di capire e agire di testa, di professionalità, e se sbaglio vado a casa. E fatalità, sbaglia sempre la polizia ogni volta che agisce. Perché se dovevo pensare, in quel caso di Trieste, se i colleghi avessero avuto l'opportunità, la libertà, chiama la libertà, lasciatemi il termine libertà, di decidere di poter ammanettare una persona, non avrebbe avuto le mani libere per fare nulla. Allora, io non guadagno come quel signore ipotetico, e ho la stessa responsabilità, ce l'ho maggiore e sicuramente vado a casa perché subisco 2 processi, uno nell'amministrazione e uno nel tribunale civile. Pronto? Sì, buongiorno. Paolo dalla provincia di Milano. Chi è lei? Paolo. Paolo della provincia di Milano. Mi dica. Buongiorno. Dunque, no, volevo riferirmi alla telefonata che ha fatto la signora Cristina, mi pare, dalla provincia Dalla Romagna. Dalla Romagna. Quella del marito. Sono davvero indignato. Io sono stato un militante del PC, negli anni 74-75 ero un ventenne. Ecco, Berlinguer veniva contestato perché diceva che quelli erano i figli del popolo, dagli estremisti. Non che Berlinguer affermava quelle cose vergognose. Io adesso, stamattina, chiamerò una mia congiunta che è avvocato e se ci sono condizioni per querelarla, quella signora... vai. Che pesanti sti Mamma comunisti, mia, sempre siete querelare petulanti. tutti, Maria Siete, Ma la chiami e chiaritevi, no? Cosa vuole querelare la signora? Ma la chiami, si faccia dare il numero e chiarisca come fanno le persone normali. Ma possibile che ognuno che fa una cazzata voi dovete querelarlo? Che poi non li querelate mai, perché lo dite ma non li querelate mai. Ma ci parli con sta signora, le spieghi, chiaritevi, ma faccia l'uomo, non faccia il querelante. Dai, santo Dio. Io querelo la signora perché ha detto una roba Questo di è Berlinguer. proprio, guarda, e mi fa venire il senso di nausea proprio, mamma mia. Posso dirti, io ho bisogno di bere qualcosa di caldo. Di caldo? No, perché mi fa venire anche a me la stessa roba. Mi fa venire la stessa roba. Poi posso dire, quello che diceva Raffaele, quello che diceva anche la signora... Ma per forza boia mondo, se vediamo questi qua, comunque chiunque siano, che fanno i bulli in televisione e dovrebbero rappresentare l'Italia, Ma che mi veniva Cristo, in mente, dai! Vito, ma mi veniva in mente. I bulli, Perché vedi non ieri hanno sera. ammanettato sto putrefatto qua che ha ucciso i due agenti, no? Perché non l'hanno ammanettato? Perché un mese e mezzo prima cos'era successo? Era successo che quella Mary Cagnaccio ha ammazzato il carabiniere a Roma. Un collega vostro, presumo, ha fotografato, perché non so cosa c'era dietro, che l'hanno bendato, ma non l'hanno bendato per torturarlo. È che se tu bendi uno, questo non può fare come il dominicano, l'africano, cos'è che era quello lì a Trieste, prendere la pistola, lo bendi e lui è limitato nei movimenti, come quando lo ammanetti non perché vuoi vedere se gli stanno bene le manette ai polsi o se magari gli metti un diamantino che sta ancora meglio, lo ammanetti perché non crei disagio. Ecco, cosa è successo? Che è venuto fuori uno scandalo, non perché questo maiale ha accoltellato il carabiniere, è venuto fuori lo scandalo perché l'hanno bendato. Poi Scalfarotto, che è un tuo amico, no, non è un tuo amico, uno del PD, cosa ha fatto? Non è andato a visitare la vedova o la famiglia del carabiniere, è andato in carcere dagli americani tutti e due, per vedere se erano stati maltrattati, se stavano bene. In un paese del genere è normale che poi uno entri in questura, ammazzi 2 poliziotti, vada fuori tranquillamente, gli danno l'infermità mentale, fra 2 anni ce lo vediamo ancora in giro a rompere i coglioni. Questa è la realtà, Vito, questa è la realtà. Per cui la tua idea etica di responsabilità personale è correttissima, però prima alla gente devi dare i bisogni immediati, cioè la gente ha bisogno di sicurezza, la gente ha bisogno di lavoro, la gente ha bisogno, ecco, questa è la realtà, Sabrina. Dice, provvedimento con beffa, ai pensionati danno 6 euro l'anno, nella lotteria della legge di bilancio dove le tasse entrano ed escono si profila una presa in giro colossale per compensare balzelli e rincari.
L'esecutivo vuole sbloccare l'indicizzazione degli assegni, risultato 50 centesimi lordi in più al mese. È una presa per i fondelli, per non usare altri termini. Salvini sfida Renzi da Vespa e il bullo ammette l'imbarazzo su Conte, però lo vota. Il Papa a colpi di nomine si fa il partito per cambiare la Chiesa, e poi questo titolo che è quello che dico da secoli ormai io: scomparsi politici, ci restano dilettanti capaci solo di dire faremo, vedremo. Quindi sono dilettanti allo sbaraglio, ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo. Poi l'altro titolo importante: allarme Rai, crollano i TG filogovernativi. Domani il CDA su flop di ascolti dei notiziari dopo la svolta giallorossa, e salgono soltanto i regionali. Ma non avete capito ancora che i filo non filo dicono menzogne? Ed è chiaro che la gente si è stufata, questo non hanno ancora capito, che gli italiani nel bene e nel male, oddio più nel male che nel bene al momento così come stanno le cose, si sono rotti i cosiddetti finferli. Capite bene? Pronto? Sì, Pronto? professore, buongiorno, pronto? Chi è? Sono Tommaso da Milano. Buongiorno Tommaso. Mi scusi, io concordo su quanto lei ha espresso adesso per quanto riguarda il governo, ed è un governo nato per non andare a votare. Questa è la verità ed è ormai, voglio dire, acclarata da tutti gli esperti del settore o dei media. Ma io, mi scusi, chiamavo però per quanto ho sentito dire dal signor Bruno Cesaro relativamente alla questione Cucchi, e volevo, se mi permette, dire la mia. E in ogni caso, guardi, io non sono assolutamente d'accordo, è stato espresso dal signor Cesaro. Le spiego la ragione. E in ogni caso io sono assolutamente rispettoso delle forze dell'ordine, ho dato un'educazione ai miei figli di avere molta fiducia e di rispettare le forze dell'ordine, ma quando un ragazzo è in stato di arresto, caro signor Bruno Cesaro, la pena non è la morte. Ho detto esattamente la stessa cosa, forse era sintonizzato su un altro canale, signore. No, guardi, ma io ho detto la stessa cosa, dai. devono essere condannati Sì, e più duramente delle altre persone, questi che l'hanno ucciso. Ho detto esattamente queste parole qui. Dopo, se lei ha inteso diversamente, mi spiace, mi sono spiegato male. Mi scusi, posso interagire? No, allora, lei ha detto, mi scusi, lei ha detto che Stefano Cucchi vendeva droga. Sì. Perché è vero, perché è vero, ma ciò non toglie che non doveva essere giustiziato. Questo è un altro discorso, però voglio dire, ho detto esattamente queste cose qui. Ha parlato della sorella, mi perdoni, io sono collegato telefonicamente, ho qualche difficoltà. Mi spiace, ha parlato della sorella di dopo, Stefano allora. Cucchi, ha parlato della sorella di Stefano Cucchi che non aveva interesse e che non gliene fregava nulla del fratello, è vero questo? Allora, mi perdoni, io con tutto il rispetto per la sua persona ritengo che in ogni caso, come anche ha stabilito la Comunità Europea, nelle forze dell'ordine qualcosa bisogna fare, perché ci sono i test di ingresso e attitudinali che andrebbero rivisti, e quindi su questo io con tutto il rispetto, ripeto, non condivido quanto lei ha detto. Poi, ma ci mancherebbe altro, guardi, a volte non condivido neanch'io quello che dico io stesso, faccia conto se non posso accettare che lei non condivida, però mi scusi, mi perdoni, dopo interagirà, però non mi può dire, non mi può mettere in bocca cose che non ho detto. Io ho detto che la sorella di Stefano Cucchi non gliene fregava niente prima che succedesse sta roba qua, e lei ha ammesso che è vero. Ho detto che Stefano Cucchi vendeva droga, ed è vero. Ho detto altrettanto chiaramente e vibratamente che non doveva essere giustiziato e che chi l'ha fatto deve essere condannato duramente. Mi pare di aver detto quello che dicono che dice il 90% degli italiani, cioè mi pare di aver detto delle cose corrette. Bene. Che dopo lei non sia d'accordo, ma ci sta, ma lo capisco. Guardi, però Tommaso, concluda. Inveterate. No, io concludo, guardi, mi scusi professor Monaco, concludo dicendo questo. Io ho capito cose diverse, ma probabilmente altri spettatori ma gli altri spettatori chiameranno e chiariranno. Cosa, lei parli per lei. Io parlo per me. Bravissimo, ripeto, ci sono
Ci sono in ogni caso delle dichiarazioni che ho sentito questa mattina che, come lei ha detto, fanno un po' rivoltare lo stomaco. Rimango di questa idea, la rispetto ovviamente, non lo so, guardi, però certamente... Ma no, mi fa tirare i maroni, Vito, perché io non dico quelle cose, non ho detto quelle cose. Dai. Se poi trascende, mi perdoni signor Cesaro, se poi trascende la questione è diversa, perché si può anche, se si accettano le telefonate bisogna... Ma io l'accetto, ma guardi che lei può dirmi che sono quello che vuole, Cesaro, ha ripetuto guardi, 10 volte con rispetto, non mi porti rispetto, non me ne frega niente del rispetto, lei mi dica che sono un coglione, io lo accetto, però non mi può dire che ho detto delle cose e non le ho dette, questo non lo accetto, capisce? Perché io parlo italiano, se voi capite aramaico è un problema vostro, non è un problema mio, allora io accetto che lei mi dica che sono un deficiente, ma non che dico cose. Va bene, dai, basta, grazie Tommaso. A me di Cucchi non me ne frega niente, Tommaso, ho solo detto che vendeva droga, che è stato ammazzato, giustiziato e che chi l'ha ucciso deve pagare più duramente, visto che è delle forze dell'ordine, rispetto a un altro. Cosa dovevo dire? Ma cosa dovevo dire? Dovevo allinearmi al pensiero comune che beatifica tutto e tutti. No, non sono capace, l'hanno ucciso, pagano perché l'hanno ucciso, non bisogna uccidere le persone, tanto più le persone che vengono prese in custodia dallo Stato, tanto più quelle, e pagheranno duramente questi cosa sono, carabinieri, non so chi siano, Carabinieri. Ma non ho detto nulla che vada a sminuire. Va bene, basta sta storia, dai. No, Vito, posso dire? No, lo so, hai leggerissimamente rotto i maroni, però, perché io mi prendo la responsabilità di quello che dico, però di quello che dico, non di quello che capiscono gli altri. Ha capito male. A questo punto qua, insomma, non è più finita, insomma, ecco. No, questo è... Pronto? Siamo veramente Chi è? Sono Renza, chiamo da Verona. Dica Renza. Intanto complimenti per la trasmissione e grazie di esserci. E complimenti per tutto il parterre. Niente, volevo spendere una parola per Bruno Cesaro, perché quello che ha detto condivido al 100%, anche la questione di Cucchi, che non se ne può più di questo Cucchi pieno di droga e la sorella piena di soldi adesso, che comunque, guardi, non so neanche come esprimermi, perché veramente io... Si è già espressa, signora Renzi. Prego? Si è già espressa, ha fatto capire tutto con questi due. Comunque grazie, buona giornata. Anche a lei. No, c'è la mamma di un poliziotto e il papà di un poliziotto. Le leggo tutte e due, le leggo. Sono madre di un poliziotto e credo di poter dire la mia. Massimo disprezzo per chi con la divisa indosso ha fatto morire di botte questo ragazzo. Ma vorrei che certe persone non lo santificassero. Morire di botte non lo merita nessuno, ma un tossico che non c'è più è uno in meno che fa danni in giro. Enza da Torino. E il papà invece di un altro poliziotto dice: signor Vito, sono un padre di un poliziotto e vivo nella perenne angoscia che gli succeda qualcosa di simile ai colleghi di Trieste. Visto che come sono stati trattati dallo Stato, vivo con il rimorso di non avergli impedito con fermezza di entrare nella polizia. Però, un papà che dice ste robe. Però, direttore, non è che possiamo dire un tossico in meno. Questo no. È un vantaggio per la comunità, perché le persone vanno recuperate, poi non sappiamo mai, quindi dovremmo omettere dal giudizio. Adesso io non sono molto preparata sul caso Cucchi, però il concetto base è che noi non sappiamo cosa c'è dietro la vita di certe persone. Giusto. Corretto. Quindi corretto. le persone vanno recuperate, non ammazzate. No, d'accordo. Secondo me una cosa da evitare, come sempre quando usciranno determinate cose, sono le strumentalizzazioni da una parte e dall'altra. Mi spiego, io racconto un fatto. Successe a Padova, credo nel 2003, durante una manifestazione non autorizzata da parte dei No Global, se non mi ricordo, l'autonomo, insomma, estremisti,
E durante questa manifestazione volarono di tutto, eccetera, ci fu una colluttazione, insomma uno scappò e travolse una persona anziana, sì, Vittorio Petiti, che morì e questo fu condannato, la persona che eccetera. Allora io chiesi al comune di mettere una targa in memoria proprio per significare, come dire, contro quello che non era democrazia, Certo. no? Perché era non era autorizzata, Certo. allora per il rispetto, come dire questa cosa. Non ci fu, ma neanche no, il desiderio di capire questa cosa, no? Che era anche educativo, voglio dire, mettere Certo. una targa, eccetera. Faccio il corrispettivo con quello che successe a Genova durante i fatti di Genova, in cui una persona, adesso non mi ricordo purtroppo il nome, ma che attaccava, vi ricordate, no? Con l'estintore, eccetera, che il poliziotto sparò, eccetera, e come morì questo ragazzo. Ebbene, cosa successe? Giuliani. Successe che la mamma poi ha fatto carriera a Genova politica. il Senato dedicò un'aula del Senato a questa. E la mamma ha fatto carriera politica. Le strumentalizzazioni sono, Deputata. capite che però a secondo di come vedi o come sono a allora senso poi- unico, Giampiero. Certo, certo. Non c'è in Parlamento un'aula dedicata a un poliziotto caduto in servizio, in qualsiasi situazione, ma in servizio. Non c'è. E questo quando io dico lo Stato. Oggi alle 11 c'è una carrellata di personaggi che passano lì. Ma è una proforma, è una vergogna. Ma cosa andate a fare? Io vorrei chiedere ai genitori, io non ho avuto la possibilità di incontrare i genitori, c'è chi lo farà per me oggi sicuramente perché è un delegato a Trieste. Ma voglio dire, avete chiesto ai genitori se volevano questa manfrina pubblica? Perché poi rifaranno i funerali nelle proprie abitazioni. Perché all'inizio, quando mi hai chiamato, che ho detto non posso venire, perché c'era il discorso che avessero fatto una camera ardente a Trieste, perché è giusto, e ho detto prima all'inizio della trasmissione, 8.000 persone di Trieste. Sì, abbiamo visto, abbiamo fatto vedere anche ti dei mandai filmati, anche sì. ecco. Quindi Rauli è sempre pronto a farcele vedere, casomai, ecco. tutta quella gente, se puoi, se no ce li ricordiamo lo stesso. Ecco, e quindi ci è stato detto che facevano una camera ardente per questi colleghi, giustamente in Trieste, e poi i funerali privati nelle proprie... Certo. Sì, è stata tirata e non deve venire quello, deve venire Conte che forse finisce a mezzanotte il Consiglio dei Ministri e allora bisogna aspettare per la Camera Ardente. Oggi alle 11 finalmente i colleghi lasceranno Trieste, luogo di servizio. Cioè, non è possibile questa carrellata quando lei mi dice ma il poliziotto... È mi come dice, le carrellate che sono andate a fare moda. ai terremotati, stessa roba, devono suggerire- presenziare, ma senza confine. Hai ragione, ti do atto. Hai A ragione. fare cosa? Io l'ho detto in altre TV, lo dico oggi e lo dirò alla fine. Guardate che di quei due ragazzi, a parte i colleghi, perché sanno di cosa sono morti, due colleghi che erano in macchina con loro, in turno con loro, guardate che gli unici a ricordarti saranno il papà e la mamma di questi due ragazzi. E basta. E sono gli unici che soffrono E realmente, basta. che piangono i loro Ma figli. questo, Dai, voglio vedere quando avranno i soldi. Vedi, tutti caduti Sì, nell'adempimento caduti per del loro 4 dovere. novembre, la festa, il 2... 4 parole, dopodomani non si ricorderanno più nulla. No, E chi poi- soffrirà e poi sono quando i chiediamo- genitori. E poi quando chiediamo... Questa mi si ipocrisia, questa grande ipocrisia. Mi si dice, io allora, ho anche detto questo, in questi giorni le televisioni parlavano solo di questo episodio. Bene, avete visto, dopo 2 o 3 giorni Basta, finito tutto. era in 4ª posizione, in 5ª edizione, in 6ª edizione. Ieri hanno ripreso perché c'era la Camera Ardente. Dice una telespettatrice, onore ai nostri ragazzi in divisa che tutti i giorni ci difendono, sia essi siano all'interno dei nostri confini e oltre. Onore ai nostri medici che con coscienza e scienza ci salvano la vita e fanno sì che sia degna di essere vissuta. Onore ai nostri artigiani che ogni giorno sopravvivono ad uno stato indegno di chiamarsi tale. A te Vito, grazie, eccetera, eccetera. Vabbè,
perché Renzi da una parte e Salvini dall'altra. Vanno in cerca di voti. Salvini era un po' in un cantuccio da un po' di tempo, perché in agosto io sono convinto che abbia studiato tutto, però da un punto di vista mediatico non ha avuto sto enorme successo con quello che è accaduto poi al governo. Però Vito, quando prima Raffaele parlava dei funerali che ci saranno, di queste cose, a me è tornata alla mente una data che era, mi pare, il 24 luglio del 1992, quando 10.000 palermitani andarono ai funerali di Borsellino e lì arrivò il gotha delle istituzioni italiane. E se ne scapparono a gambe all'aria, ma con rischi veramente di incolumità personale, a partire dai più alti vertici. Sono riusciti a prendere a pugni il capo della polizia. Ecco, ma guarda, ne hanno fatti di tutti i colori, non di tutti i colori. Io lì ho visto non la rivolta, ho visto una sana ribellione del popolo contro chi prendeva per il culo delle persone che erano morte per difendere soprattutto loro e per difendere tutta la nazione. Purtroppo, Vito, come succede spesso in Italia, è stato un episodio. Oggi Trieste non è sotto stato assedio, l'inizio di una sana ribellione, non parlo di rivolta, rivoluzione, di una sana ribellione, ma del tutto civile nei confronti di chi ci prende per il culo e di chi fa tutto e il contrario di tutto per mettere i bastoni fra le ruote a tutte quelle istituzioni, sanità, forze dell'ordine, che lavorano pedissequamente tutti i giorni con onestà, con sincerità, con passione, con spirito di sacrificio per migliorare questa nazione. E loro fanno di tutto per far sì che loro non riescano a fare il loro lavoro. Mi viene in mente, scusatemi, ma mi viene in mente, sempre l'ho citato prima, quello lì, come si chiama? Scalfarotto che va a trovare gli americani. Lì, guarda che è emblematico, a Bruscio, è emblematico. Tu vai a trovare gli americani che hanno appena ucciso un carabiniere. Ma cazzo, aspetta, scusi signor, andai a trovare i genitori di quel carabiniere. Pronto? Segnalato, o no? Pronto? Beh, non mica morta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno professore, sono la Carla da Busto. Buongiorno Carla. Senta, lei è anche al mitico Cesaro, Senta, volevo fare una domanda al signore della polizia. Se è vero che stanno facendo la colletta per acquistare i giubbotti antiproiettili, perché attualmente quelli che hanno non sono più sicuri. Ho sentito alla televisione che lo stanno facendo nel Lazio e anche in Italia, penso. Grazie Carla. Questo, Grazie Carla. Allora, è così? Grazie signora Bricchi. È così? Ma non è proprio così. È chiaro che questi sono delle, possiamo chiamare delle iniziative di qualche sindacalista che dice: se non me lo date voi, me lo acquisto io. Ah, ecco. Perché noi abbiamo i nostri giubbetti, non abbiamo i giubbetti richiesti, è diverso. Cioè non si può più utilizzare il famoso giubbetto, a te Cesare che ti hanno fermato tante volte di notte, vedi che indossano questi giubbetti di 8 centimetri, no? Quando esistono ormai sottogiacca, perché, ripeto, se è lì la strumentalizzazione, gli strumenti, non la strumentalizzazione, scusate, gli strumenti fossero idonei, come diceva il primario prima, fossero più idonei e quindi moderni, sicuramente tutti i poliziotti avrebbero e indosserebbero un sottogiacca che fa parte ad esempio della polizia americana. Esatto. Quindi sono liberi di correre, sono liberi di scavalcare, di correre dietro ai delinquenti. Beh, in Italia no, perché un poliziotto ha 50 anni, il delinquente 20, ma questa è l'età media. Domanda, da parte anche del signor Antonio. Sì. E se voi per una settimana vi rifiutaste di fare servizio della forza dell'ordine? No, non possiamo. Non possiamo, le uniche persone che nel comparto sicurezza possono fare un'attività di sciopero bianco sono i vigili del fuoco, cioè stanno in caserma, però se c'è l'incendio
e quindi l'emergenza vanno Scusi, fuori. Noi non possiamo fare colpì sciopero. molto negli Stati Uniti, mi ricordo un episodio in cui la polizia non era d'accordo con il sindaco, Sì, e ma mi ricordo una manifestazione in anche cui no, gli anche in girarono Francia. tutti quante le No, spalle. in Francia anche, Era una anche forma, l'altra no, settimana, anche l'altra settimana in Francia hanno sfilato i poliziotti con il casco in mano durante una manifestazione per protesta. È una forma di protesta. Una forma di protesta. In Italia non è assolutamente possibile per il nostro ordinamento giuridico, ma anche interno. L'unica cosa che va fuori le regole, ma è un sit-in, di andare tutti in piazza al 22, quindi dopodomani, davanti a Montecitorio, ma è una cosa già, come dicevi te, eccezionale, perché non è mai successo. Questo dice che io non leggiamo mai. Intanto lei è Mario o Mary? Vabbè, se è gay sono problemi suoi, che una volta si scrive Mario e una volta si dice Mary, quindi si mette d'accordo con se stesso. Maria, forse. Continuate con la vostra critica solo a chi vi conviene e nessuno vi guarderà più. Lei, se non ci guarda, mi fa anche un piacere. Complimenti, voi non siete capaci di fare buone informazioni, ma fate una ragione, il governo andrà avanti. Ok? Ok. Bene, siamo Uno. contenti. Mary, poi dice Mario. Ah no, qua si dice ancora Mary. Non avete rispetto nemmeno per i morti e non stia a difendere Cesare che è maleducato, arrogante. Cucchi è stato ucciso, Ancora punto. questo Cucchi. Mary. Poi Mari, lega tutti le sms. Signor Monaco, si vergogni, lei non può difendere chi ha ucciso il povero Cucchi. Avete sentito Ma difendere? qua sono fuori Ma di forse Vabbè. perché... No, queste beve grappa al litro al primo mattino. La smette di bere che fa male al fegato. e al Perché cervello. voi non gli non avete beva dato più. la giusta Mario o qualifica. Mary che sia. Mary, Perché Mori. siccome tutti l'hanno chiamato, i carabinieri hanno ucciso il geometra Cucchi, voi non l'avete chiamato geometra. Poi dice ancora, Salvini sarà ai funerali, ma non lo critichi mai perché Salvini è stato massacrato da Renzi ieri sera. Madonna, fandonie, falso, perché con la sua semplicità di espressione, con la sua tranquillità, se l'è messo qua dentro con il bullo di quartiere, capito? Se l'è messo qua dentro. Io ho fatto, ha detto tante di quelle cazzate che non ha fatto un tubo, capito? Si è dato, no? Con il martello. Beh, io non volevo entrare in merda, non volevo dare giudizi, No, però vedi, ma Vito, questo me l'ha tirato, però capito? signora, non abbiamo ancora capito. Non lo so, non abbiamo ancora capito Mary o Mario? da che metà del cielo stia. E a me spiace perché io sicuramente sono maleducato, anzi no, sicuramente non lo so, ma sono anche arrogante, probabile, però ho rispetto soprattutto per i morti, no? E io questo Stefano Cucchi, ho detto, mi pare che anche la signora Sabrina di Napoli lo possa confermare, nonostante non si abbiano le stesse idee, che io ho deprecato il fatto e ho condannato il fatto che sia stato, ovviamente, ma come fanno tutte le persone normali, come fanno gli esseri umani, non puoi uccidere uno che oltretutto ti è stato dato in custodia, non puoi ucciderlo perché devi pagare più degli altri, che però questo Stefano Cucchi venga santificato, questo non mi sta bene, cioè devono essere puniti i suoi assassini, ma che il fatto che lui venga santificato, no, non mi sta bene. Posso dirlo? Sì. Posso dirlo? Sarò arrogante, maleducato, però ho la strana abitudine di dire quello che penso. Come si fa ad essere felici di questa Europa? Lo chiedo a Padrone, che guadagna con le armi date ad un despota turco che ammazza peggio del creatore dei lager e poi si scaglia contro i populisti? Se lo chiede Stefania da Roma. Questo mi pare che sia più una domanda per Cesaro, visto che oggi è capoclasse più che caposala. Ma il problema è uno, se questa persona intende fare giustizia nel suo paese in questa maniera, poi mi pare che sia uno che ha chiesto di entrare in Europa. Sì, io valuterei bene
il soggetto. Il no? problema del genocidio che perpetua i danni degli armeni. Complimenti per la trasmissione. Grazie. La signora di Tor Viscosa, che è molto arrabbiata, un po' con tutti, perché le cose non funzionano. Allora, in primis faccio un grande saluto a tutte le prefetture, a tutti i prefetti e questi palazzi importanti. Di nuovo un abbraccio direttore, le voglio molto bene, a lei e a tutto lo studio. Mandi, grazie. Grazie Mandi. Intervenire intanto ringraziando anche la signora che vedo che è attaccata e stima le forze dell'ordine. Quello che diceva poco fa il medico, il chirurgo illustre, Professor Avruscio Giampiero. il professore, ecco. Dobbiamo ringraziare, sai, anche noi quell'80% di popolazione in Italia, perché il 12% è occupato da stranieri ormai. Infatti prima quando davo i numeri su quanti ce ne sono pensavo che il nostro capoclasse potesse partire con una sua esternazione, però ho detto e mi attendo di sentire poi quello che dice. Io apprezzo quello che è successo negli Stati Uniti, ma devo dirti che l'unica forza di andare avanti ce lo dà ancora quell'80% di popolazione in Italia, perché tornando al vecchio discorso, e rilasciandomi a una telefonata di un signore che parlava delle manifestazioni di piazza in Spagna e via dicendo, noi non possiamo accettare, e grazie a questo 80% siamo lì, anche per dovere, ma per il rispetto di questo 80%, di avere delle persone che ci sputano in faccia durante le manifestazioni e non dobbiamo e non possiamo, per ordini, non solo per leggi, rispondere. Dobbiamo stare fermi. Il reparto inquadrato, che è il reparto mobile ex Celere. Scusa. Sì, tu sei ancora rimasto con la seconda Celere io sì. Non si può dire, perché sai che i cinturoni sono stati cambiati dalla polizia anni fa. Io ero abituato. Erano neri, li hanno messi bianchi perché ci hanno detto che eravamo fascisti. Allora, posso dirti, non eravate proprio fascisti, perché io che ero ritenuto fascista qualche bella botta in testa l'ho presa, però era normale, era giusto che mi deste sulla testa. Allora, io manifestavo il diritto a andare in piazza... mi fa ancora male. Dai, non è che sono le conseguenze. Sì, allora... Scusami Monaco, stavo finendo. Non è possibile andare in piazza e subire queste cose, perché sputare in faccia a un poliziotto, a un carabiniere, a un uomo delle forze dell'ordine, e lo dico alla signora di Napoli, è sputare in faccia alle istituzioni, fatalità allo Stato. Peggio ancora. Se accettate questo, allora dovete fare al Parlamento, che è l'organo esecutivo, devono cambiare le leggi, Monaco, devono fare le leggi speciali per le forze dell'ordine, perché noi ci lamentiamo che siamo solo nella Polizia di Stato circa 23-24.000 in meno, va bene? Siamo 23-24 solo nella Polizia di Stato, ma possono essere anche 800 milioni in più, ma se non ci danno la possibilità con delle leggi speciali di intervento, non abbiamo i protocolli di intervento, non possiamo ammanettare se non ci sono particolari situazioni che dobbiamo valutare in 8 secondi, perché ripeto, sono qua per gli amici di Trieste caduti in servizio, se potevano ammanettarlo lo avrebbero ammanettato, ma no, per non finire davanti a un giudice, non l'hanno ammanettato e oggi non ci sono più. E allora, se noi non diamo questa garanzia, non diamo sicurezza, oggi la sicurezza non è più sentita dalla gente. Noi diamo la nostra professionalità che mettiamo in campo ogni giorno con strumenti magari vecchi, obsoleti, perché volevo fare la battuta al professore prima. Voi quando fate interventi avete almeno il bisturi ancora nuovo, perché noi tante volte non abbiamo lo strumento nuovo. Ecco perché prima la signora ha trovato un sindacato che ha fatto questa istigazione e si è andata a comprare i giubbetti, perché non ci sono più, non andiamo avanti con i nostri sistemi. I delinquenti vanno avanti ogni giorno, non vedete che non ci sono più le rapine in banca, ma ci sono le truffe online. Sapete cosa ha fatto il governo precedente? Per l'amore di Dio, non puntiamo sempre il dito su quelli che ci sono oggi, ma cosa ha fatto?
ha chiuso praticamente gli uffici delle polizie postali. Adesso c'è un ministro che ha detto che vuole rimettere in mano in discussione il progetto Amadia, che significava e significherebbe chiudere 271 uffici di polizia. Allora mi spiegate cosa c'entrava questo sgarro a Salvini in questo caso, perché poi non l'hanno fatto a lui, l'hanno fatto a tutti gli italiani che pagano le tasse per la sicurezza. Avete visto cosa ha fatto il ministro dopo una settimana? Il ministro dell'interno ha chiuso le squadre nautiche. Sai perché? Te lo ricordi quest'estate cosa ha fatto il figlio di Salvini? Sì. Primo. Secondo, indagati i colleghi che l'hanno fatto salire. Ma dai, ma adesso e allora cosa stiamo a parlare in questa? No, ma questa, ieri sera ho sentito per un pezzo Sgarbi, che Sgarbi è uno che normalmente le dice, non le manda a dire. Ha detto, siete ancora qui a romperci i maroni, ha detto, per il giretto che ha fatto il figlio di Salvini su una moto d'acqua, c'ha la scorta, ma voglio dire, ma è una roba, ma non sarà stato il massimo, però voglio dire, non mi pare sia un reato di lesa maestà, insomma, vabbè, ha fatto un giretto, ma come succedeva quando eravamo giovani, io mi ricordo... Aspetta, ti dico di più. No, ma una volta, posso dirti io di più, ho una nipotina, l'hanno messa a Londra e c'erano i poliziotti a cavallo, c'era questa bambina che guardava, un poliziotto a cavallo l'ha presa, l'ha messa sul cavallo, era giù dal cavallo, l'ha messa sul cavallo. Ma non l'hanno incriminato, non hanno chiuso le squadriglie a cavallo del Regio Esercito inglese. Ha fatto un gesto nei confronti di una bambina, insomma, io non mi sono sentito in colpa. Ma Cesaro, viene di più. Allora, non solo li hanno indagati, ma prova tu a pensare che ti arriva il ministro dell'interno in spiaggia, tu lo sai perché c'è un cordone, anche oggi Salvini ha una scorta di una tipologia diversa da quella che anche la Lamorgese ovviamente. Benissimo, ma questi ragazzi, miei colleghi, il ministro dell'interno gli dice mio figlio può salire su... Cosa gli dici al ministro dell'interno? Sei tra l'incudine e il martello. Ma dai. Vabbè. Poi non è che è andato da lì, è andato a grado. Povera Italia. No, ma veramente. Quante cose. Ci sarebbero da sapere. C'è una trasmissione intere. Devo andare in pausa. Va bene, guarda che ci stiamo avvicinando alla fine. Volevi dirmi qualcosa, Sabrina? Mi aveva sollecitato una riflessione l'intervento di Bruno Cesaro? No, di Raffaele Padroni, perché in realtà ogni volta che cerchiamo perché quando si dice dare poteri speciali alle forze dell'ordine, delle leggi, non dei poteri. Leggi speciali, chiaramente noi veniamo da una storia che è una storia che è ferma alla fine del 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In riferimento a quelle che sono le leggi speciali, le abbiamo fatte poi per il terrorismo, probabilmente leggi speciali, però abbiamo quella storia lì, una storia che io non conoscevo, ho letto quest'estate e io trovo che sia un libro che forse dovremmo inserire nelle scuole, come leggiamo Alessandro Manzoni, dovremmo leggere anche questo libro, il libro di Scurati, non so se qualcuno l'ha letto, M. L'uomo del secolo, è la storia che parla dell'ascesa di Mussolini dal 1919 all'omicidio di Matteotti, 24. Cesaro l'ha letto. No, non l'ha letto, l'ho scritto. Io ho fatto tanti esami di storia, l'ho portata alla maturità perché io sono appassionata di storia. Mio padre del periodo fascista, quindi c'erano anche tanti libri che... Sei recuperabile, Sabrina. Però non c'era scritto quello che c'era scritto su questo libro, nel senso che lì lui fa una disamina leggendo gli articoli sul giornale, fa una sorta di cronaca di quello che è avvenuto in Italia in quel periodo. E purtroppo partiamo da una sorta di guerra civile che c'era, cioè l'ascesa dei socialisti nel 1919 che vincono le elezioni, corrisponde anche a un momento in cui entra il re a salutare le Camere il primo giorno di insediamento del nuovo Parlamento,
nuovo Parlamento che era stato eletto con il suffragio universale maschile, significa che votavano tutti gli uomini in Italia, donne neanche una, quindi anche quelli che avevano reddito e cultura zero, importante anche, no, questo. E i socialisti si alzano e se ne vanno perché dicono che vogliono abolire la monarchia. Quindi diciamo uno dei primi capitoli del libro parla di questo e poi ci raccontano la lotta nelle campagne dove di fatto i diritti sindacali prendevano il sopravvento rispetto a chi pagava le persone che lavoravano nei campi. Quindi un tema di conflitto molto forte, la forza fisica. Ecco perché poi quando nel dopoguerra nascono le forze della polizia, eccetera, questi diritti speciali di avere più forza rispetto agli altri nell'usare questa forza viene contenuta, perché veniamo da quella storia lì. Oggi abbiamo fatto un salto nella società che è tale per cui dobbiamo rivedere, dobbiamo essere disposti a rivedere criticamente i problemi che ci sono nella nostra società e dobbiamo essere capaci di dare nuove risposte, senza avere paura di dire che sicuramente la protezione degli abitanti richiede anche una forza. Io do ragione, ma dico anche che bisogna fare attenzione. Attenzione, mi piaci, Cesare, si può dire mi piaci sì. Mi piaci, invece mia moglie è qua. Mi piaci perché hai detto giustamente quello che dico io, cioè nel momento in cui, e ti faccio un esempio così magari anche a casa uno può ascoltare e capire, anzi faccio un'altra domanda, tu hai mai avuto bisogno reale della polizia o dei carabinieri? Diciamo la polizia perché io rappresento la polizia, non è allora, mettiamo che in casa tua tu arrivi e trovi una persona in casa tua. Cosa fai? Chiami la polizia, giusto? È chiaro. Metti che quella pattuglia sia l'unica della tua città, della tua zona, e sia impegnata con l'arresto di una persona che non è come nei film, che nessuno mai fa carte. Tu vedi nei film anche italiani, a me non sai, io sono come un po' Monaco. Guarda, sbircia i film di polizia, ce n'è solo uno che ti dico che mi piace francamente, di quel romano là di adesso, Serpico, aiutami dalla regia, il romano, quello che fanno adesso Montalbano. No, ma che Montalbano, anche lui, non ho visto un atto. Zingaretti, Ermonnezza? Ma no, quello di adesso, il romano lì con... Schiavone, bravo, Schiavone. Ecco, perché ha un modus operandi di fare che è tra l'eccesso, attenzione, tra l'eccesso ma la realtà. Dai che devo prendere una telefonata, dai. Sì, nel senso che se tu hai bisogno di una macchina della polizia e ti arrivano i poliziotti e ti prendono la persona che in casa tua sta rubando, mettiamo che tutto vada bene, se non è scappato prima, ti ha dato una coltellata uscendo da casa, e lo prendono e lo portano in ufficio. Innanzitutto tu hai perso per tutta la giornata quella macchina, perché atti d'affari che ci sono in Italia non hai neanche idea. Attila, il procuratore che ti chiede se magari l'arresto è giusto. Terzo, dopo 2 ore e un quarto, se non siamo di venerdì, ti assicuro che lo rivedi nel giardino di casa tua. Se questa è l'Italia, la certezza della pena, che è quella che manca, la certezza della pena, la gente lo dice non un si poliziotto. Manca la certezza della pena. Pronto? Ultima telefonata. Cosa serve la polizia se non abbiamo delle possibilità? Cioè, capisci? Chi è? Questo, cosa faccio se vengo lì? Grazie signori, è tutto. Domani è la volta di Giuliana Lucca. Vi ringrazio per l'attenzione, buona salute a tutti, arrivederci. Arrivederci.